sono stato felicissimo nel momento in cui mi hanno invitato a questa iniziativa che è ripresa dopo un periodo di 2 o 3 anni causa Covid, era bloccata inevitabilmente, però sono da 30 anni che la famiglia Sgambaro cerca di portare la produzione tra i bambini, tra le nuove generazioni, per far vedere nel concreto come si produce un piatto di pasta. La pasta Sgambro, tra l'altro, è un'elite in tutto il territorio nazionale, credo anche mondiale, per cui è una soddisfazione incredibile per noi di Castello di Godo. Io come sindaco, insomma tutta l'amministrazione ne è veramente fiera e orgogliosa di avere una famiglia così molto attiva nel territorio, e il fatto che adesso loro facciano questo tipo di iniziative per portare una certa educazione alimentare tra i ragazzi è veramente qualcosa di bello, importante. La tipologia di pasta, tra l'altro, che è senza pesticidi, è veramente una pasta di primissima qualità, è il più naturale possibile. Credo sia una garanzia e una sicurezza per le nuove generazioni, per le mamme che fanno da mangiare e per tutta la famiglia, insomma. Sì, che dopo comunque 4 anni di stop dovuti appunto al Covid, abbiamo un po' messo in moto nuove idee, nuove energie, nuovi progetti, nuove persone, ma soprattutto l'obiettivo più grande che c'era era quello di mantenere quello che era stato fatto e che è stato fatto nei 30 anni di storia delle visite didattiche di Sgambaro, che è stato fondato da una delle titolari, Sandra Sgambaro, che se n'è occupata per appunto dal 95 fino a 4 anni fa, e volevamo utilizzare tutte le idee, tutti i personaggi, tutta la storia, tutta la parte teatrale, l'animazione che è stata appunto ideata da Sandra, senza perdere pezzi per strada o cercare false emulazioni, ecco, di questo progetto, ma cercando di avvicinarlo però a una esigenza che c'è adesso ed è più attuale da parte delle scuole, soprattutto dalle scuole elementari a cui noi ci rivolgiamo, che è quella di lavorare su contenuti inerenti alla buona alimentazione, alla sana alimentazione, e anche al riciclo dei materiali, al fare in modo che i bambini sappiano già dalla tenera età sapere come vanno smaltiti gli imballi e come scegliere un prodotto che faccia bene a loro da mangiare, ma che faccia bene alla famiglia e anche all'ambiente in cui vivono e al territorio a cui appartengono. Ecco, questo è l'obiettivo e aspettiamo scuole numerose.